ci troviamo qui, ci siamo trovati oggi nell'assemblea degli associati di AIS Veneto, un po' in ritardo sul calendario tradizionale, complici le note vicissitudini legate alla pandemia di Covid, ma cocciutamente abbiamo insistito per mettere a punto questo appuntamento, perché è un segnale forte che vogliamo dare anche di ripresa della vita associativa. E lo facciamo fra l'altro con un appuntamento dove possiamo celebrare letteralmente un buon bilancio, un bilancio 2019 che ha raggiunto in maniera molto fluida il pareggio, e lo fa in un anno fra l'altro particolarmente difficile, perché il 2019 è stato per AIS Veneto un anno di particolare impegno, complice il congresso nazionale che si è svolto in quel di Verona a novembre. Ci aspettavamo di uscire molto più martellati, passatemi questa brutta parola, dal punto di vista economico. Invece nell'anno più impegnativo, più complicato, AIS Veneto, insomma, con uno scatto di orgoglio è riuscita anche a produrre buoni risultati dal punto di vista economico. Ne avevamo bisogno, veniamo da una lunga serie di bilanci in passivo, alcuni anche pesantemente in passivo, quindi è il segnale che un lavoro di investimento che parte da almeno 6 anni, che parte circa 6 anni fa, inizia anche a dare dei risultati concreti dal punto di vista economico. Quindi dal punto di vista personale come Presidente, ma da parte di tutto il direttivo, è il segno che la politica di investimento e il tipo di visione che abbiamo messo all'interno di questa associazione era quello giusto.